Fra i compiti statutari della quarta commissione è l'analisi del funzionamento degli enti e quindi particolare attenzione abbiamo voluto dare a Veneto Agricoltura un ente, un'istituzione che lavora già da 20 anni per il settore primario. Dopo 20 anni però abbiamo certificato che alcuni comparti hanno bisogno di una rivisitazione, di un aggiornamento, di essere attualizzati, anche per dare e fornire agli agricoltori i risultati delle sperimentazioni, degli studi e di tutta l'operatività del personale di Veneto Agricoltura. Quindi è importante che ci siano tutte le ricadute sul territorio di quanto questo ente ha fatto e sta facendo in questi anni. Noi c'è piena convinzione che il nuovo management, che la nuova legge che orienterà la vecchia Veneto Agricoltura verso una nuova agenzia che saprà affrontare le nuove sfide, sarà sicuramente capace con il nuovo piano aziendale di far ricadere tutte le sperimentazioni e tutto il lavoro per un beneficio diretto del mondo agricolo e di tutti gli agricoltori.